Qua bisogna che io prendo gli occhiali, questi qua gialli, che sono gli occhiali del I don't care, non me ne frega, nel senso che non sono protagonista in questa partita qua. Il Milan sta lontanissimo, la Juventus sta lontanissimo, quindi posso fare un'analisi corretta e obiettiva delle cose. Vogliamo sempre ripetere che la Juve è la più forte, che meritano di vincere, che gli avversari sono scarsi e che meritano di perdere, tutto a posto. Parliamo di Musacchio, che Musacchio è cretino e non c'era bisogno di fare fallo. Poi mi piacerebbe anche, se vedete nelle immagini, anche dimostrare che comunque è Dybala che gli dà la gamba su. Però lasciamo perdere tutto. Io voglio capire o fallo di rigore di Alexandro e fallo di mani. Spiegatemi come si fa ad andare al VAR e non intervenire. La volontarietà, non la volontarietà, tutte queste cose non funzionano, non servono a livello di regolamento. Sa dare un rigore. Allora, guardi, io non posso fare a meno di entrare nella conversazione. Mi chiedo scusa se sono entrato qui nella sua conversazione, ma lei sta dicendo un mare di beep. No, questa cosa è bellissima, perché io proprio un juventino. Un mare di beep. Guarda, mi chiedo scusa, ma non mi interrompa. No, assolutamente. Non mi interrompa, perché lei, no? Lei non si rende conto di cosa sta dicendo. Perché? Allora, guardi, prima di tutto lei parla di cose che non ha neanche visto. No, lei lo ha ammesso, lei lo ha detto. Ma le vediamo subito. Io ero lì a bordo campo. Ero lì a bordo campo. Era a bordo campo. Ero a bordo campo. Scoop incredibile. Ero a bordo campo. Stando a bordo campo ho visto tutto. Ah, ok. Allora, Alessandro, Chi è Alessandro? Vabbè. Alessandro, con il quale Alessandro ha solo protetto i suoi interessi, nel senso che certo. allora in che senso? Nel senso che il giocatore in rosso e nero, roba che non si può accoppiamento che no. Roba ma nemmeno la giocatore, non mi interrompa. Il giocatore in rosso e nero ha scaraventato violentemente, con aggressività, il pallone come fai a dire sulla faccia di Alessandro. Alessandro ha anticipato l'atto violento e aggressivo dell'avversario per proteggere il suo viso e i suoi connotati. Li sentite? Vi rendete conto della realtà dei fatti? Perché esattamente la realtà dei fatti, di questo che vogliamo parlare. Io ero a bordo campo, ho visto tutto. Ma chi contesta? Di fronte a una cosa del genere noi ci dobbiamo stare zitti. Ma lei lo sa chi sono io? Chi è? Chi è lei? Lei si è presa dal comparso così. Allora, prima di tutto, presentiamoci. Faccio le dovute introduzioni. Quelle sono le introduzioni. Capisce? Allora, molto piacere. Sì, io sono il signor Arialdo Zebra. Arialdo Zebra. Ogni tanto la entra e allora io non lo so. Vabbè, comunque Arialdo Zebra. Stiamo scherzando? Da a bordo campo, perché da New York valeva fluido e tutto, ma lui era a bordo campo. Ma mettiamo le immagini, le mettiamo qua, vedi? Facciamo un riquadretto da questa parte in post produzione, vediamo le immagini, ok? Allora, prima di tutto immagini lei. No, prima di tutto facciamo i complimenti ai ragazzi. Prima di tutto si fanno i complimenti ai ragazzi. Questo lo devo dire io. Ok, lei lo dica. Facciamo i complimenti ai ragazzi. Facciamo i complimenti, che sempre i complimenti ai ragazzi. Soprattutto ad Alessandro. Siamo zero suoi. Allora, prima immagine, ora ci mettiamo proprio a livello. Guarda, vedi, questo è il fallo di Musacchio. Lo vedi? L'aggressività, ho detto io. È chiaro. Qua no, è la cretinaggine di Musacchio. No, proprio. Però noi andiamo avanti e vediamo che il fallo. Poi vediamo. Siete tutti contro di noi. No, non siamo. È bellissimo tutti contro di voi. Vediamo l'immagine che ci interessa è questa qua, perché da questa parte si vede. Guarda. Aspetta, e se non roba vedi da ospedale. Eccolo qua, guarda bene. Guarda, lui per proteggersi, guarda là. Per proteggersi. Per proteggere il pallone. Per proteggere il pallone. Il pallone andava da un'altra parte. No, il pallone Musacchio non avrebbe preso niente, né pallone né ma io non mi interessa, questo qua ma io diciamo non mi interessa, che non comunque vabbè. A me non interessa. Ecco. Questo qua, prima di tutto, facciamo i complimenti ai ragazzi. Ma questo qua lo diamo per buono. Rigore per cretinaggine di Musacchio. Va benissimo. Quello che però ci interessa è questo qua. Attenzione, cross. Vedi l'aggressività, l'ho detto io. Vedi? Alessandro era lì per puro caso.
Perché per puro caso. Lei Alessandro era lì per puro caso. Stanno arrivando le guardie, mo su Morton direttamente. No, guardi. No, allora, si sente. ma io poi non ho avuto ancora il piacere di sapere chi è lei. Valerio Fluido da New York, è tutto. Molto piacere. Allora, guardiamo bene le immagini di nuovo. Da queste immagini si vede chiaramente il cross. E lei dice che era a bordo campo e che non l'ha presa con la mano. Assolutamente no. Vede? Vede? No. Allora, è l'effetto del pallone scalciato con l'interno del piede. L'effetto del pallone che... Vede? Fa... Quando il cross... Vedo? E quindi c'è l'effetto ottico che lei... A me piacciono anche i giocatori della Juve preoccupatissimi che sanno, hai capito, un gol pallone chi se ricorso, l'hanno dato per forza, è andato al VAR, purtroppo questo ce lo daranno, che quindi... Ma passeranno tipo 2 o 3 minuti con arbitri che fanno facce stranissime, si va al VAR... Ma cosa sta dicendo? E si decide, ma lei era a bordo Ma campo. cosa sta dicendo? Non c'è nessuna preoccupazione, anzi, no. L'unico problema per i ragazzi, stanno perdendo tempo. Vorrebbero fare di più, giocare al pallone. Giocare al pallone. Guarda, guardi, vede che il pallone non prende minimamente il corpo del giocatore e Alessandro mette lì la mano per proteggere il viso. È una roba meravigliosa. Ragazzi. Allora, lo vede? Guardi. Sto vedendo, si vede chiaramente. Guardi lì. Mi stia a sentire, guardi lì. Vede che il pallone è lì e la mano di Alessandro va a proteggere il suo viso. Quindi a legittima difesa si chiama. Esattamente. Come quando uno ti contro un'aggressione degli avversari che sono tutti contro di noi. Siete tutti contro di noi. Detto e questo bisogna dire. Avete ragione voi. Detto questo, io credo che da New York Valerio Fluido è tutto, perché di fronte a certe evidenze è bene dar loro ragione. Arialdo, Zebra, Valerio Fluido, avete ragione voi. Andate a vincere. Siete tutti contro di noi. È verissimo. E forza... Fammi sentire. Forza... Oh, dillo. Allora dillo. Complimenti ai ragazzi. Ecco, meglio i complimenti ai ragazzi. Facciamo i complimenti ai ragazzi.